Procede l'intervento di rigenerazione urbana che interessa il Giardino Salvi, finanziato con 400.000 euro nell'ambito del PNRR. Riaperto il camminamento che permette di attraversare il parco da Piazzale del Mutilato all'uscita di Corso Santi Felice Fortunato. Ci vorrà ancora qualche settimana per rendere nuovamente fruibile alla cittadinanza l'intero giardino, pur mantenendo attivi alcuni cantieri per concludere gli interventi. In questi giorni, per esempio, si sta lavorando sulla loggia Longhena, sia per il suo recupero conservativo, ma anche per un recupero della copertura e del tetto che risultavano particolarmente ammalorati. Inoltre, in questi giorni si sta lavorando sulla porta d'ingresso da Viale Roma, che è stata ponteggiata, anche qui per un recupero conservativo. Si stanno poi facendo delle valutazioni tecniche sul recupero statico dei pilastri lungo Corso San Felice e Fortunato che hanno subito dei danneggiamenti e dei cedimenti durante i giorni della Dunata degli Alpini, e successivamente si lavorerà anche al recupero e alla sostituzione della staccionata che dà sulla Roggia Seriola.